Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Assessore, grandi novità per quanto riguarda il polo scolastico di Corno di Rosazzo a partire da settembre 2022. Sì, assolutamente sì, abbiamo ricevuto questa bella notizia, una bella notizia per Natale che darà la possibilità di concludere il percorso scolastico di primo grado, quindi dall'infanzia alla scuola primaria di primo grado alla scuola secondaria di primo grado. Per noi è un risultato importantissimo. È un risultato frutto di una collaborazione in primis con l'Istituto Comprensivo di Manzano, che ringrazio di cuore la dirigente scolastica Vilma Candolini e tutto il suo staff, ma anche un ringraziamento di cuore all'assessore regionale Alessia Rosolen, che è venuta a fare il sopralluogo a questa scuola, ha voluto vedere gli spazi, ma soprattutto si è informata su quella che è la situazione della nostra scuola. Certo. Ha voluto conoscere la storia della nostra comunità e questo la ringraziamo di cuore proprio per averci dato questa possibilità. Quindi si chiude un percorso scolastico dove i nostri bambini possono iniziare dall'infanzia fino alla media, diciamo, il percorso qui a Corno di Rosazzo. Investire nella scuola è importante, perché investire nella scuola significa crescita per un paese e crescita per una comunità. La scuola è un bene comune a cui noi crediamo fortemente e soprattutto è parte integrante la scuola di una comunità. E questo ancora grazie alla bella collaborazione con l'Istituto Comprensivo, con tutti gli insegnanti che lavorano qua, perché insieme facciamo dei progetti, sosteniamo dei progetti dove vengono coinvolte le associazioni del paese e quindi il bambino vive integralmente tutto l'ambito scolastico. Per noi è un grande risultato. Ovvio che per chiudere questo tassello ci sarà il sopralluogo del Ministero dell'Istruzione, ma poi ci saranno le iscrizioni. Ecco, allora, importanti novità per quanto riguarda la scuola, quella che veniva chiamata una volta la scuola elementare, no? Per la comunità di Corno e non solo. Sì, sicuramente è un ottimo risultato che abbiamo raggiunto grazie, come diceva prima l'assessore, alla dirigente didattica, all'assessore Rosolen regionale, perché è venuta qui, ha visto la scuola, è rimasta veramente entusiasta di quello che noi possiamo dare. Non dobbiamo dimenticare che negli ultimi 3 anni abbiamo ricevuto quasi 2 milioni di euro, in cui il 20% l'ha messo l'amministrazione comunale, di fondi dallo Stato proprio per mettere in sicurezza i 2 plessi scolastici. Avevamo preso un impegno con i bambini che entro settembre questo nuovo plesso, dove c'è la mensa dentro, la biblioteca, sarebbero entrati in mensa. Quindi grazie anche all'impresa che ha lavorato, che è stata veramente attenta alle esigenze dell'amministrazione comunale, abbiamo potuto dare questa possibilità agli studenti della scuola primaria. E oggi io mi auguro che con il 2022, con settembre 2022, questo spetta adesso ai ragazzini e ai genitori che iscrivano i bambini in questo plesso, potremo dare anche questa nuova possibilità che si ripercuote in cosa? Dare la possibilità ai bambini di non dover prendere mezzi pubblici per andare a scuola e quindi dare questa opportunità ai nostri cittadini e non solo. Certo. Visto anche l'indirizzo che è stato voluto dare a questa nuova iniziativa. Ecco, perché possiamo dire che è un po' una sorta anche di anticamera per il futuro dei ragazzi immediato, no? Infatti non dobbiamo dimenticare che a Corno tantissimi ragazzi hanno scelto proprio l'indirizzo agrario. Non è che dando l'indirizzo agrario devono andare in agraria, però visto che tanti ragazzi di Corno negli anni sono andati in questa scuola di Cividale, sicuramente magari vengono formati un attimino meglio e riescono a ottenere magari risultati migliori in breve tempo possibile. Quindi siamo contenti di questo risultato. Senta, per concludere, chi parla di doppione cosa risponde? No,
Assolutamente no, perché noi quando abbiamo parlato con la dirigente didattica era proprio questo, l'obiettivo di non portare via bambini nelle altre scuole e fare una cosa nuova su Corno, e anche poi gli insegnanti devono essere all'altezza, perché non deve diventare una scuola di secondo livello, anzi magari la migliore di tutte le altre. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.